Hanno sradicato con piedi porco la cassetta copri rubinetti dove scorre l'acqua calda e la fredda, l'hanno levata completamente senza tagliare il lucchetto, quindi sradicato con piedi porco, buttata per terra. Poi sono passati nel lato dietro la baita, la casa, hanno sradicato completamente questo ecco qua. Hanno tolto questo. Qua, levato, sradicato completamente, svitato con piedi porco, levato le viti e tagliato il lucchetto in questo caso. Poi con la cassetta dell'acqua che hanno tolto là, hanno cercato di sfondare il vetro, il doppio vetro qua. E tutto questo senza rubare niente, solo per il piacere di vandalizzare. C'è amarezza a Vigonza nella sede locale degli alpini per i continui attacchi vandalici subiti. Qualche giorno fa è stato vandalizzato anche il boccione con i tappi di plastica che sono poi stati seminati ovunque sul selciato, mentre la settimana prima è stato svuotato in una sala un estintore riempiendola di polvere antincendio. Da questa finestra l'hanno aperta, là c'era un estintore a polvere in questo angolo. Questa è una porta antipanico che si apre solamente dall'interno verso l'esterno. Sono entrati qua, mi hanno messo i sigilli del contatore, sono usciti e hanno lasciato che l'estintore faccia il suo dovere. Il limite è stato superato quando è stata strappata la bandiera italiana issata sul monumento ai caduti alpini. Un reato grave questo, vilipendio di bandiera, che prevede anche la reclusione fino a 2 anni. Oltre alla denuncia ai carabinieri, il gruppo ANA ha deciso una guardiania ogni notte, sperando che i vandali si ravvedano. Si è offerto un nostro socio alpino, Roberto, che è qua presente a me, che praticamente già da 2 giorni presenzia e fa la notte come guardiania fissa per la sagra. Quindi siete costretti a dormire dentro per proteggervi? Diciamo dentro, fuori, nella roulotte, nel carro mio. Sì, sì. Sì. Il problema non è tanto poi di fare guardianie eccetera, il problema è di avere sempre il timore che arrivi qualcuno a far malanni. Ecco, tutto là, perché se venisse qualcuno ad aiutare noi lo accettiamo ben volentieri, ma a far malanni non...